La Mortex è un progetto, diciamo, molto particolare, ci avevi avvisato, però in realtà non è diciamo solo strumentale, perché c'è anche una voce, diciamo, c'è una musa sotto che hanno registrato. Sì, l'idea è appunto che c'è stato un... Cioè, i testi sono, vabbè, sia le parti strumentali che i testi sono stati scritti da me, pensando comunque a un concetto totale sia di voce che di musica. Nascono strumentali, ma poi il testo cambio anche le lingue in base ai brani,
per dare sonorità differenti a Cioè, è da double fase anche, quello puoi cambiare un po' il testo, puoi cambiare un po' il linguaggio, diciamo più Sì, elastica, come infatti versatile. questa sera ci sono 2 pezzi in inglese, uno in francese e uno in spagnolo. Ecco, facciamo il giro qui Sì, dell'area. diciamo che secondo me, Mao, l'idea è che tu bevi un po' la sera, bevi un po', sei brillo, Sì. poi partono loro a suonare e tu entri nel trip, capisci? Ho capito, Questo ho è un capito. po'... Beh, diciamo che l'orario ormai è quello giusto, perché cominciamo ad aver scavallato dall'orario, diciamo, del prime time dell'aperitivo, siamo ormai alle 9:30 inoltrate e quindi andiamo avanti in questo viaggio con la Mortex. Il prossimo brano almeno si intitola, diciamo, Allora, il prossimo si chiama Bite Me, quindi mordimi. Bite Me, ho capito. È un po' un senso di continuare a usare la mia persona Sì. in tutte le forme proprio fisiche, quindi Sì. dici mordimi, mangiami, crescimi, nutrimi, insomma Cioè, è chiaro, ognuno poi ne fa quello che vuole, è chiaro, di questo morso, diciamo, la Mortex Bite Me, qui al salotto. Bite me, so eat me, so bite me, so eat me, so bite me, so eat me, so bite me, so eat me, so. At the beginning, I cried. My mother. Kiss me, so taste me, so kiss me, so try me, so hold me, so try me, so hold me, so feed me, so grow me, so feed me, so grow me, so bite me, so bite me, so bite me, so me, so taste me, so kiss me, so taste me, so kiss me, so try, so hold me, so try me, so hold me, so feed me, so grow me, so feed me, grow me, bite me, so bite me, so bite me, so bite me. I try to find happiness in your eyes, in your wrinkles. I try to find dignity in my hands, in my ears. I try to find fortune in your smile, in your dream. I try to find respect in my finger, in my brain. You didn't say goodbye, no you don't, I can do it. It's better for all, it's better for all. Taste me, so kiss me, so taste me, so kiss me, so try me, so hold me, so try me, so hold me, so feed me, so grow me, so feed me, so grow me, so bite me, so bite me, so bite me, so bite me. You didn't say goodbye, no you don't, I can do it. It's better for all, it's better for all. La Mortex, tra l'altro il primo CD di dischi, non è vero che non stampate dischi, abbiamo dato una notizia falsa e tendenziosa, vi siete subito lanciati con questa diciamo esperienza sperimentale, quindi con la vostra etichetta, quindi ce l'hai qui il CD stasera, lo facciamo vedere? ce l'ho, sì. Ce l'hai qua, è disponibile? È dietro.
Valla a prendere. No, siete Allora, noi ci tremendi. sbilanciamo sempre, ma Eh. cioè, nel senso, se facciamo una cosa non ci abbiamo un limite, abbiamo deciso lo facciamo bene. Il primo CD Indie Dischi Sì. è un CD d'ambiente, È una roba ambient, siete voluti partire Arpa con... Theremin, quindi non ci siamo... No, molto... Ecco, rifacciamo anche così. Qui, diciamo che siamo in diretta quelli diciamo che sono qui al lab questa sera, ecco io lo prendo adesso, ci sarà già stato Fa 10 euro, ma fa 10 euro, però te li do dopo, dai, riscaliamo dopo dal cachet, hai capito, così per continuare con questi soldi fantastici. Dunque adesso abbiamo assistito a un brano, questo era in inglese. In inglese. Il Adesso prossimo è ed è romantico, Oh. e quindi ho usato la lingua francese perché è più romantica. non ti viene spagnolo quando sei romantico, lì sei un po' Spagnolo, più sensuale, no, diciamo. spagnolo, quella spagnola che è anche un po' il singolo, che Igosando che sarà l'ultima, Sì. è un pezzo tamarro invece, perché Ah, per me lo quando spagnolo parli è spagnolo tamarro. sei tamarro. Sì, Mi ricorda un pesce di nome Vanda, non so se è presente, c'era una situazione. Bene. Allora entriamo in un ambiente romantico, Nespa. Nespa. Io so molto il francese, qualcuno mi L'ho dice pronunciato perfettamente. che vuol dire... Vuol dire. Non ce n'è, va bene. La Mortex qui al salotto Nespa, penso che si dica così. Ne pas souffrir, ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas partir, ne pas servir, ne pas guérir, c'est de l'isir, toi seulement dans les yeux. Ne pas souffrir, ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas partir, ne pas servir, ne pas guérir, c'est de désir, toi seulement dans les yeux. Comme l'inciter avant un rendez-vous, vous qui entrez sans permis, comme la mariée sur l'autel, et prie pour que tout se terminera vite. Comme l'inciter avant un rendez-vous, vous qui entrez sans permis, comme la mariée sur l'autel, et prie pour que tout se terminera vite. Ne pas souffrir, ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas guérir, c'est de désir, toi seulement dans les yeux. Ne pas mourir, ne pas souffrir, ne pas partir, ne pas servir, ne pas guérir, c'est de désir,
l'amor ex. Questo era il momento, diciamo, più romantico, che si espande ancora, perché se non sbaglio c'è ancora uno in francese. No, c'è un brano in spagnolo. Adesso siamo nella fase quella Tamarra, Tamarra. quindi chiudiamo con un brano più tamarra. Allora, insomma. guarda, per noi è un grande piacere poter chiudere anche questa prima puntata che abbiamo fatto qui, diciamo, in streaming dal Lab. Salutiamo chiaramente ci ascoltano da casa, ma soprattutto quelli che sono venuti qui a trovarci in Piazza Vittorio. Vediamo l'appuntamento il prossimo martedì. Vi ricordiamo che ci sarà, vabbè, parleremo di un'altra etichetta, adesso poi non è che possiamo non parlare di possiamo, concorrenti, tanto sono amici, anzi sono anche venuti a sentirci, quindi... Salutiamo quelli della Esatto. Vina Records, ci saranno Dago Mago, ci sarà il solito Dembi, ci saranno anche altre sorprese, io adesso non le so tutte quante, e chiaramente venite, adesso ve lo dico, ma io non ci sento, adesso do cartella. Perché sono distratti Sono la Vina Records, sono adesso- distratti. No, ma quelli non è che sono distratti, sono così un po' tentacolari. Allora, siamo pronti per l'ultimo brano dell'Amortex, che in spagnolo come si intitola, scusa? I gozando. Igosando. Che Trabacando i gozando, ma i gozando. Igosando, penso che sia... Questo brano, Mao, Sì. l'abbiamo scelto come singolo per l'uscita del disco, abbiamo fatto il video, l'abbiamo fatto uscire un po' su Facebook, è Sì. piaciuto molto. Parla delle piccole gioie della vita, poi. Che sono quelle più importanti. Va bene, adesso io non mi ricordo più il titolo. Igosando, l'amor qui al salotto. En el respeto del y el afecto de mi madre, el talento de la hermana, el camino del padre, los sueños del hermano, la sonrisa de un amigo, en el respeto del muro con grandes orejas que trabaja en el campo. En el respeto del mar, del beso del amante, de la esperanza de la abuela, de la complicidad del primo, del silencio del hijo, de la libertad de la hija, en el respeto del mulo con grandes orejas que trabaja. Y gozando la mera verdad, la mera. Y gozando la mera verdad, la mera verdad. Y gozando la mera verdad. Y gozando la mera verdad, la mera verdad. En el respeto del fuego, del sabor del campo, del amor de la mujer, de la pasión del marido, del olor del amigo, del sonido del instrumento, en el respeto del mulo con grandes orejas que trabaja en el campo, en el respeto de la tierra y el afecto de mi madre, el respeto de la hermana, el camino del padre, los sueños del hermano, la sonrisa de un amigo, en el respeto del mulo con grandes orejas que trabaja en el campo, en el respeto del mar, del beso del amante, del silencio del hijo, de la libertad de la hija, en el respeto del mulo con grandes orejas que trabaja en el campo. Y gozando la mera verdad, la mera verdad. Y gozando la mera verdad, la mera verdad. Y gozando la mera verdad, la mera verdad. Y gozando la mera verdad, la mera verdad.
La Mortex, grazie, diciamo veramente avventura nel mondo di questo strumento particolarissimo che è il Theremin, ci hai fatto insomma viaggiare per grandi praterie. Ecco. Io ringrazio te, è stato un piacere e un onore essere qui al Salotto di Mao. Ti seguivo quando ero ragazzino, essere qui adesso è un piacere. Non dire così davvero. che mi fai sentire diciamo troppo age. E sono vecchio anch'io, quindi sì. Figurati io, quindi a quel punto lasciamo perdere. Allora però, siccome adesso ci sarà qualche sorpresa e la useremo anche come sigla, io vorrei nel frattempo, mentre comunque sta per venire fuori un temporalissimo, ringraziare, un grosso applauso alla parte tecnica Sergio Olivato, Daniela Trebbi, Danilo Samà che ci segue in remoto, ringraziamo il Lab, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con questo diciamo salotto in streaming e quant'altro. Adesso gran finale, salite adesso che sennò ci perderà. Voi fate una cosa proprio come negli anni 70, tacca, stacca, che poi si sente qualche plu plu, va bene lo stesso. Tu Andrea devi andare a cantare. No, io sono molto felice che oggi. oggi. Allora praticamente questo è un pezzo che usate già di solito per Allora, salutare? Sì, perché noi come tu sai Mao, a Torino organizziamo anche gli Independence Festival sì, e certo. alcuni Independence Festival sono dedicati a dei cantautori famosi che ci piacciono tantissimo. Sì. Uno di questi cantautori è Lucio Dalla. E il prossimo pezzo di Lucio Dalla, e vogliamo chiudere così perché secondo noi è veramente un pezzone clamoroso. Ah, quindi ci state facendo una cover di Lucio Dalla, che è una cosa che Così. di solito fate, così che vi accomuna. Io pensavo fosse più, però lì è stata colpa di dei giornalisti. Anche una passione per un altro cantautore che Che è Venditti. C'è anche la Super Venditti. Infatti, come sai, abbiamo stato una volta insieme in radio sotto il segno di pesci, io e te, se ti ricordi. Poi sono arrivati dei giornalisti E ci hanno rubato l'idea. e ci hanno rubato Venditti. Però stanno- faremo Faremo. adesso l'ultima luna, che è un pezzo clamoroso totale. Va bene. Quasi la squadra di salutiamo e ringraziamo che rappresenta qui, e devi solo attaccarla in un punto qualunque. Se l'hai attaccata da qualche parte, ok, allora siamo un po', adesso te l'apro. Allora aspetta un po' che facciamo anche i livelli al volo. Sì, eccola qua, c'è, adesso c'è. Cazzo, anche un po'. Dov'è? Arriverà. Dicevo, volevo ringraziare chiaramente. Non mancava zuppa, quindi non va bene senza Non si zuppa. può fare senza zuppa, no. Senza zuppa c'è una chitarra. I nemici sono già andati via, perché loro No, Salutiamo quindi anche Paolo i nemici. Brigno Guerrero. Nicola, salite, fate l'ingresso tutti quanti, tanto ci stiamo tutti nella camera. Adam Smith, Gigi Bandini Cosi, cadono nello specchio, la Mortex, fanno di dischi al salotto questa sera, vi ringraziano, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona continuazione. La settima luna era quella del Luna Park. Lo scimmione si girava tra la giostra e il bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, sforzi di carne e pochi muscoli, povero benedetto. Sesta luna era il cuore di un disgraziato che maledetto il giorno l'anni non vedeva le lenzuola con le mani sporche di carbone, il culo a una signora e rideva, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardo. Nel vecchio, forse è malato, sicuramente era malato perché perdeva sangue. Orecchio.
quarta luna era una fila di prigionieri che camminando inseguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani senza guanti. Ma non vi preoccupate, oggi il cielo è sereno e non ce ne sono rimasti tanti. Cielo sereno più o meno, diciamo. La terza luna, uscirono tutti per guardarla. Era così grande che più di uno pensò al Padre Eterno. Si spensero le luci e sospesero tutti i giochi e ritornò l'inverno. La gente corse a casa perché per quella notte si scatenò l'inferno. La seconda luna portò la disperazione tra gli zingari. Qualcuno addirittura si amputò un dito. Andarono tutti in banca a fare qualche operazione, ma che confusione. La gente corse a casa, prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato. Aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani e volò via, era l'uomo di domani. E volo via, era l'uomo di domani. E volo via, era l'uomo di domani.